Vogliamo alzarci all'impiedi, amen. Vogliamo iniziare a dare lode e gloria al nostro meraviglioso Signore. Padre Santo, Dio d'amore, ancora in questo momento veniamo alla tua presenza per i meriti di Gesù Cristo, tuo Figlio, Signore. Vogliamo ringraziarti, oh Padre, per l'onore e il privilegio che tu ancora in questa sera ci doni, Signore, di poter operare le nostre vite affinché siamo imbiancati e purificati mediante quel sangue che è stato sparso alla croce. E ancora prendiamo autorità nel nome di Gesù e leghiamo ogni del mondo, ogni principato, ogni potestà sia legato nel nome. E a te vogliamo dare tutta la lode e la gloria, oh Padre. E ancora in questo momento vogliamo dire: anima mia, benedici l'Eterno, e tutto ciò che è in me benedica il tuo santo nome. Amen. Innalziamo il Re di gloria, alleluia. Diamogli lode e gloria, amen, alleluia. Benedetto sei tu, Signore. Alleluia. Si accampa contro me, non temerò. Se c'è una guerra oggi intorno a me, confiderò in te. Non temerò nessun nemico che si alzi contro me. E se la terra qui tremasse, la mia salvezza è in te, perché tu sei il mio scudo, tu la mia fortezza, tu sei la mia gloria, che rialza il mio capo. Anche se afflitto sono, tu sarai con me, non temerò. Che sei il mio cuore timorito e confiderò in te. Non temerò nessun uomo, alza il mio capo, perché tu alzati, innalzati, salvami, perché tu sei il mio scudo, tu la mia fortezza, tu sei la mia gloria, che rialza il mio capo, perché tu sei il mio scudo, tu la mia fortezza, tu sei la mia gloria, che rialza il mio capo. Alleluia. Gloria, gloria, gloria al tuo nome, Signore. Celebrate l'Eterno perché Egli è buono, perché la sua benignità dura in eterno. Celebrino l'Eterno per la sua benignità, per le sue meraviglie in favore dei figli degli uomini. Offrano sacrifici di lode e raccontino le sue opere con canti di gioia. Amen. Vogliamo offrire questi sacrifici di lode? Cantiamo di gioia al Signore, amen. La gioia del Signore è la nostra forza, alleluia. E a te la gloria, Signore, a te l'onore, Gesù, alleluia. Lodiamo il Signore insieme, amen. Innalziamo il Re di gloria, alleluia. Sono qui ai tuoi piedi e penso a quello che hai fatto in me. Sono qui, voglio che tu sussurri al mio cuore che santo, giusto, fedele sempre tu sei. Guarisci e salvi il mio amico, tu sei. Io adoro te per chi tu sei. Io adoro te per chi tu sei. Io adoro te per chi tu sei. Gesù. Sono qui, Gesù.
ai tuoi piedi, penso a quello che hai fatto in me. Sono qui, voglio che tu sussurri al mio cuore che santo, giusto, fedele sempre tu sei. Guarisci e salvi il mio amico, tu sei. Io adoro te per chi tu sei. Io adoro te per chi tu sei. Io adoro te per chi tu sei. Gesù, io adoro te per chi tu sei. Io adoro te per chi tu sei. Io adoro te per chi tu sei. Gesù, sicuro sono del tuo amore che dura per sempre. Adoratori, sicuro sono, alleluia. Sicuro sono, Dillo. Sempre adoro te. Io adoro te per chi tu sei. Dillo. io adoro te per chi tu sei. Gesù, Io adoro te per chi tu sei. io adoro te per chi tu sei. Io adoro te per chi tu sei. Gesù. Alleluia. Sì, Signore, io adoro te, oh Padre. E ancora in questo momento, Padre, siamo qui per adorarti. Siamo qui ancora, Padre, per riconoscere che tu sei il nostro Dio, il nostro Signore, il nostro Salvatore, oh Padre. E in te abbiamo riposto la nostra fiducia e la nostra speranza. E siamo certi e sicuri che tu non vieni meno alle tue promesse, Signore. E ancora in questo momento, Padre, come è scritto nella tua parola, tu cerchi veri adoratori, Signore, che ti sappiano adorare in spirito e verità. E ancora in questo momento vogliamo spandere i nostri cuori davanti alla tua presenza. Vogliamo ancora in questa sera sperimentare il tuo amore, Signore, la tua grazia, la tua misericordia. Vogliamo ancora in questa sera sperimentare la tua presenza nel nostro mezzo, Signore. Toccaci, Signore, ancora in questa sera. Passeggia nel nostro mezzo, Signore. Sana, libera e guarisci, Padre, perché tu sei colui che può ogni cosa, Signore, e noi confidiamo in te, Signore. E vogliamo adorarti, Signore, con tutto il nostro essere, spirito, anima e corpo. Adoriamo il Signore insieme, amen. Adoriamo la sua presenza. Non perdere questo momento. Chiudi i tuoi occhi, apri il tuo cuore alla sua presenza. Permetti allo Spirito Santo di riempire il tuo cuore questa sera. Egli ti inonderà della sua pace. Il suo amore riempirà il tuo cuore questa sera. Semplicemente adoralo. Adoralo. Alleluia. Tu sei principio, tu hai l'eternità, chiamasti il mondo all'esistenza, qui sono, Signore. Moristi nella mia vergogna, portasti la croce per me. Il mio peso ti sei
mia anima a te arrenderò, ciò che in me tuo è. Starò con le braccia di loro davanti. Ciò che in me tuo è. Starò con le braccia In alto e nel cuore davanti a colui che mi amò, starò, la mia anima a te arrenderò, ciò che in me tuo è. cosa potrei ti adoriamo tutto il mio cuore a te. Cosa potrei dire? Cosa potrei dire Tutto il mio cuore completamente a te. Alleluia. Cosa possiamo offrire al Signore che non è già suo? L'oro, l'argento, ogni cosa è sua. Ma c'è una cosa che Dio questa sera sta chiedendo a me, sta chiedendo a te: il tuo cuore. Il Signore questa sera ti dice: dammi tutto il tuo cuore. Egli alla porta del cuore bussa. Se tu apri, dice la parola, io entrerò e cenerò con te e tu con me. Permettiamo allo Spirito Santo di entrare nei nostri cuori questa sera. Dice la parola che Dio dimora nelle lodi del suo popolo, e quando noi lo lodiamo, lo adoriamo, i cieli si aprono e la sua presenza scende in mezzo al suo popolo. Permettiamo allo Spirito Santo di operare questa sera in mezzo al suo popolo. Che questa atmosfera cambi questa sera. Signore, il controllo, Padre, di questa riunione nel palmo della tua mano santa. Spirito Santo, passeggia nel nostro mezzo ancora in questa sera. Chiediamo a te tutta la lode e la gloria, Signore. I nostri cuori, oh Padre, sono aperti alla tua presenza. Ti adoriamo, Signore. Adoriamo il Signore insieme, amen. Alleluia. Meravigliosa è la tua presenza, Signore. Alleluia. Rumori delle lodi
amore, tu proclami il tuo nome e bontà. Dio di Israele, sei puro e santo e senza tenebre, eppure sei pietoso con il peccatore. Tu perdonerai le nostre iniquità. Dio di Israele, il nome tuo è amore e luce di salvezza. Per questo io ti loderò e in te spererò. Oh, Gesù, mia salvezza. Gesù, la mia vita. Gesù, la speranza del mio cuore. Nome tuo è amore e luce di salvezza. Per questo io ti loderò e in te spererò. Oh, Gesù, mia salvezza. Gesù, la mia vita. Gesù, la speranza del mio cuore. Del mio cuore. Del mio cuore. Alleluia. Gesù, tu sei la mia speranza, Signore. Tu sei la mia salvezza. E il mio cuore ancora in questo momento confida in te, Signore. E come è scritto nel Salmo 91, Signore, chi dimora nel riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. Io dico all'Eterno, tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. Certo, Egli ti libererà dal laccio dell'uccellatore, dalla peste mortifera. Egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Tu non temerai lo spavento notturno, né la freccia che vola di giorno, né la peste che vaga nelle tenebre, né lo sterminio che imperversa a mezzodì. 1000 cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma a te non si accosterà. Basta che tu osservi con gli occhi e vedrai la retribuzione degli empi, perché tu hai detto: o Eterno, tu sei il mio rifugio, e hai fatto dell'Altissimo il tuo riparo. Sì, Signore, tu sei il nostro riparo, tu sei il nostro Dio, l'alta torre, il nostro rifugio, Signore. Tu non vieni meno alle tue promesse. È per questo che i nostri cuori ancora in questa sera sono gioiosi di stare alla tua presenza.
Non c'è luogo migliore, oh Padre, se non quello di stare nella tua presenza, per adorarti, per ringraziarti, Signore, per quello che tu fai nelle nostre vite, per come ti prendi cura delle nostre vite, delle nostre case, delle nostre famiglie, di tutto ciò che tu ci doni, oh Padre. Tu sei l'artefice di ogni cosa, papà. E questa sera, Signore, vogliamo dirti grazie attraverso quella che è l'adorazione. Non possiamo offrirti niente di più, Signore, che un'adorazione sincera che esce dal nostro cuore, Signore. Vogliamo adorarti. Vogliamo dirti grazie, papà. Grazie, Signore Dio, perché, oh Padre, tu sei buono e la tua benignità dura in eterno. Alleluia. Adoriamo il Signore ancora per un momento. Fratello, sorella, non so quale sia la tua problematica questa sera, ma una cosa so: colui che risolve i problemi è qui, è in questo luogo, e vuole intervenire nei tuoi bisogni, nei miei bisogni. Egli è pronto a stendere la sua mano. Permetti allo Spirito Santo di entrare nel tuo cuore. Alleluia. Nascondimi sotto gli ali tue, coprimi con la tua potente mano. Quando la tempesta incombierà, io
pace sarò con te, oh Dio, in pace sarò con te, oh Dio, in pace sarò con te, oh Dio. Nell'Evangelo di Matteo, al capitolo 14, dal verso 28, dice la parola che i discepoli si trovarono in una tempesta. Allora Pietro gli rispose e disse: Signore, se sei tu, comandami di venire da te sulle acque. Ed egli disse: vieni, vieni. Non è più il tempo di guardare la tempesta, di guardare le onde, di guardare il vento, ma è il tempo di sperimentare il soprannaturale. Signore, vogliamo sperimentare il soprannaturale, Signore. Oh Padre, vogliamo camminare sulle acque, Signore. Portaci tu avanti, Signore. Vogliamo seguire le tue orme, Signore. Vogliamo seguire te, Gesù. Vogliamo vedere la tua gloria. E ancora in questo momento proclamiamo e dichiariamo, Signore, come è scritto nella tua parola, guarigione, Signore, sugli ammalati del tuo popolo, Signore. E noi crediamo, Signore. E riceviamo guarigione, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Vogliamo pregarti, Signore, ancora per Nicola, per un lavoro. Stendi la tua mano, Signore. Ancora Gabriele, Naomi e Giulia davanti al tuo trono, Signore. Oh Padre, ti preghiamo che ci sia guarigione completa nel nome di Gesù Cristo, Signore. Ancora per i nostri figli, per i nostri mariti, per le nostre mogli che non sono convertite, che sono allontanati, che sono raffreddati, Signore. Ti preghiamo, riportali a te, Signore, con corde d'amore, oh Padre. Li mettiamo nel palmo della tua mano santa, Signore. Ancora vogliamo pregarti per il pastore Margherita, Signore, ungili sempre di più ed usali per la tua gloria. Ancora Luciano per mal di schiena, sgridiamo questo mal di schiena nel nome di Gesù Cristo e proclamiamo e dichiariamo guarigione nel nome di Gesù. Ancora vogliamo pregarti per i giovani, Signore, di questo ministero e per i giovani anche del mondo, Signore. Ti preghiamo, stendi la tua mano. Che il nemico lasci la presa nel nome di Gesù Cristo su ogni giovane, oh Padre. Che ogni schiavitù, oh Padre, sia spezzata nel nome di Gesù. E ancora Giosuè, la piccola azzurra, Signore, e la mamma davanti al tuo trono, Signore. Stendi la tua mano, Signore, possa tu intervenire sulle loro vite. Ancora vogliamo pregarti per Camillo, per Lello, per Andrea, per Raffaele. Ancora Michele davanti al tuo trono. Ti preghiamo, Signore Dio, stendi la tua mano, Signore. Oh Padre d'amore, ti preghiamo, tu sei colui che guarisce ancora in questo tempo. Noi siamo certi e sicuri che il tuo braccio è all'opera, Signore. Oh Padre, stendi la tua mano, Signore, e che ci sia guarigione affinché la gloria tua si manifesti. Ancora gli ospedali, le case famiglie, gli orfanotrofi, le carceri, oh Padre, davanti al tuo trono, questi luoghi, Signore, dove c'è tristezza, desolazione, Padre d'amore. Ti preghiamo, stendi la tua mano affinché la tua parola, Signore Dio, possa penetrare in quei luoghi, oh Padre, possa portare refrigerio, salvezza, liberazione. E ancora in questa sera, Signore, ti preghiamo, Padre d'amore, parla ai nostri cuori attraverso la tua parola. Ungi il cuore e le labbra del tuo servo affinché la tua parola raggiunga il nostro cuore. E come è scritto nella tua parola, ti ammaestrerò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Io ti consiglierò e avrò il mio occhio su di te. Oh Padre d'amore, ci aspettiamo il tuo consiglio questa sera. Parla ai nostri cuori perché abbiamo bisogno di te, oh Padre. E ancora, Signore, mettiamo il proseguo di questa riunione nel palmo della tua mano santa. E a te, Signore, diamo tutta la lode e la gloria, che è in Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Gloria a Dio. Amen. Alleluia. Se c'è qualcuno che vuole testimoniare per la gloria di Dio, lo possiamo fare in questo momento. Amen. Alleluia, se non c'è nessuno, ci prepariamo per l'offerta. Alleluia, voglio chiedere al fratello Manuele di pregare per l'offerta. Amen. Gloria al tuo santo nome, Signore.
Padre Santo, ancora vogliamo dirti grazie, Signore, dal profondo del nostro cuore, Signore, ancora per questa sera. Grazie per ogni cosa che Tu hai preparato, Signore. Certo e sicuri, Signore, che ancora in questa sera Tu, Signore, ci ammaestrerai, Signore Padre, e darai ancora una parola viva, Signore Padre, per le nostre vite, Signore. Signore, ti prego di ungere, Signore, la bocca del Tuo servo, Signore, ma ancora di più i nostri cuori affinché siano ricettivi, Signore, a ricevere la Tua parola, Signore. Ti vogliamo dire grazie, Padre, anche per questa offerta che diamo, Signore, e come sempre vogliamo dare con gioia, Signore. Signore, perché abbiamo scoperto che è più bello il dare che il ricevere, Signore. E noi vogliamo dirti grazie per ogni cosa, papà, nel nome di Gesù, che è il benedetto in eterno. Amen. Ti amo, Dio, la tua grazia mi sostiene, i giorni miei sono nelle tue mani, dal momento in cui mi sveglio finché mi poserò, io canterò della tua bontà. Dichiaralo. Tu da sempre sei fedele, Sempre, Signore. tu da sempre sei così buono, fino a quando avrò respiro, io canterò della tua bontà. La tua bontà mi segue e corre verso me. La tua bontà mi segue e corre verso me. Dillo. La mia Rendere la mia vita a te, ti dono ciò che ho. La tua bontà mi segue e corre verso me. Tu da sempre sei fedele, tu da sempre, tu da sempre Signore. sei così buono, fino a quando avrò respiro, io canterò della tua bontà. Alleluia. Vogliamo fare un applauso al Signore, amen. Al Signore va sempre tutta la lode e la gloria, alleluia. Vogliamo ascoltare anche il consiglio della parola, vogliamo ascoltare ciò che Dio ha messo nel cuore del suo servo. Certamente Dio parlerà alle nostre vite, amen. Pace a tutti voi e pace a quanti sono collegati da casa. Nell'ultimo canto si parlava di tempesta, il fratello Lello leggeva alcuni passaggi da Matteo sempre di tempesta. Io voglio parlarvi di tempesta. Questo è quello che Dio ha messo nel mio cuore, anche se vi parlerò di questo, ma ci sono alcune paroline che voglio cercare di puntualizzare che Dio ha messo nel mio cuore con tutti voi, per far sì che ancora questa parola in questa sera possa insegnarci qualcosa, come sempre, perché la parola di Dio ci insegna sempre, continuamente. Vogliamo prendere nel Vangelo di Marco, al capitolo 4, leggiamo Gesù acquieta la tempesta dal versetto 35 al 41. Se abbiamo preso Marco, facciamo come sempre, facciamo una preghiera. C'è una Bibbia che cade a pezzi, mia moglie mi dice: ma perché non la compri? È una Bibbia che amo perché è la prima Bibbia che ho comprato quando il Signore ha portato
con sé il mio cuore. Ma andiamo avanti. Caro Padre, ancora in questa sera ti siamo grati con tutto il cuore per come tu ci fai essere, Signore, qui nella tua casa, davanti alla tua meravigliosa presenza, ma soprattutto, Signore, di poter meditare, ascoltare, ma soprattutto poter mettere in pratica questo consiglio della tua parola. Io ti chiedo come sempre, Signore, la guida, Signore, del tuo Spirito affinché ogni mia parola non venga da me stesso, ma che sia frutto della tua volontà. E ti prego, Signore, che ancora insieme in questa sera, Signore, questo seme cada in un terreno fertile, Signore, che possa germogliare e portare frutto per la tua gloria. Voglio ringraziarti personalmente per questo privilegio e grazie, opportunità che tu mi doni di poterla ministrare. Grazie per ogni cosa, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Dice così questa parola, 4 Marco, versetto 35, leggiamo insieme per la gloria di Dio. Ora in quello stesso giorno, fattosi sera, disse loro: passiamo all'altra riva. E i discepoli, licenziata la folla, lo presero con loro, così come egli era, nella barca. Con lui c'erano altre barchette. Si scatenò una gran bufera di vento e le onde si abbattevano sulla barca, tanto che questa si riempiva. Egli intanto stava dormendo a poppa su un guanciale. Essi lo destarono e gli dissero: Maestro, non ti importa che noi periamo? Ed egli destato si sgridò il vento e disse al mare: taci e calmati. E il vento cessò e si fece gran bonaccia. Poi disse loro: perché siete voi così paurosi? Come mai non avete fede? Ed essi furono presi da gran timore e dicevano tra di loro: chi è dunque costui al quale anche il vento e il mare ubbidiscono? Fin qui la parola di Dio. Voglio fare un breve inciso. Vedete, il Vangelo di Marco rispetto ad altri è stato scritto, per i pagani, per i gentili, per coloro che non appartenevano al popolo del Signore, ma soprattutto Marco nel suo Vangelo ci tiene a puntualizzare come sempre. Faccio un inciso perché vi spiegherò dopo quello che Dio ha messo nel mio cuore. Stavo dicendo che Marco ci tiene a dire, a far comprendere l'identità di Gesù. Chi è Gesù di Nazaret? Perché molti danno, e forse anche oggi danno un pensiero diverso l'uno dall'altro. Qualcuno pensa che è stato un uomo buono, qualcuno pensa che è un Dio minore, ognuno pensa a qualcosa. E Marco scrive proprio questo Vangelo per far capire che questo Gesù di Nazaret è il Cristo, è il Messia in ebraico, che significa l'unto, Messia in ebraico, ma Cristo in greco, cioè l'unto, il Messia mandato da Dio per la salvezza dell'umanità. E Marco nel suo Vangelo, in tutto un po' le sue sfaccettature, vuole proprio e ci tiene ad incidere su questo aspetto particolare. Ho fatto un inciso perché dopo vi spiego il perché di questa cosa che Dio ha messo nel mio cuore. E quindi Marco, fratelli cari, che è stato un compagno di viaggio anche di Paolo e di Barnaba, non so chi conosce un po' la storia, e ha conosciuto anche Pietro. Difatti qualcuno dice che lui ha attinto la sua fonte primaria del suo Evangelo, l'ha attinto proprio da Pietro. E quindi lui conosce un po', forse personalmente ha vissuto delle esperienze, ma sicuramente molte, lui non era presente, ma sono state dettate a lui dall'Apostolo Pietro. Tornando alla parola di questa sera, abbiamo visto che dice la parola che in quello stesso giorno, fattosi sera, disse loro: passiamo all'altra riva, perché in questa giornata particolare il Signore ha, insieme a tante folle, ma anche ai suoi discepoli, insegnava in quel tempo proprio intorno al regno di Dio, alla venuta del regno di Dio. Ma oltre a fare sempre, come il Signore ha fatto, tutti questi insegnamenti, certamente c'erano anche tante necessità per il popolo, a volte la fame, a volte c'erano delle infermità, delle persone indemoniate. Il Signore, oltre a insegnare, dice la parola, che operava sempre laddove c'erano delle difficoltà, c'erano dei bisogni, dice la parola che il Signore, come sempre, si muove anche per intervenire nelle difficoltà fisiche, oggettive che ognuno di noi può vivere. Perché, fratelli cari, anche noi viviamo delle difficoltà.
fisiche e non, ma anche noi attraversiamo delle difficoltà. E dice la parola di Dio che mentre i discepoli licenziavano la folla che si era accalcata, il Signore dice ai discepoli di passare all'altra riva, quindi di lasciare quel luogo e di andare in un altro posto. E dice la parola di questa sera che insieme a quella barchetta dove poi sono saliti il Signore con i suoi discepoli, c'erano anche altre barchette che stavano lì sicuramente per continuare a seguire il Signore laddove si fosse recato. E come sempre accade, lei lo prima diceva anche lui, ci sono molti passaggi nella parola di Dio che si parla sempre di tempeste. Lei lo citava prima di questa tempesta dove il Signore raggiunge i discepoli camminando sull'acqua e anche lì hanno paura, pensano di vedere un fantasma e poi Pietro chiederà di camminare anche lui sull'acqua e in qualche modo, per qualche breve tempo ci riesce. E c'è sempre questa tempesta, fratelli, perché le tempeste, diciamo, in questo arco della nostra vita ci saranno sempre. C'è a volte l'acquietudine, mi sembra che ogni cosa va per il verso giusto, poi ad un certo punto si alzano delle tempeste incredibili che io non parlo di mare, certamente mi comprenderete, ma parlo di tempeste che si affacciano contro la nostra vita e possono essere diversificate. In questa parola di questa sera dice che mentre si stanno navigando, il Signore sta dormendo. Vedete, qui si vede tutta l'umanità del Signore, perché anche Lui dice la parola, la vediamo in tanti aspetti, dove il Signore era vero uomo, ma era anche vero Dio. In questo caso noi vediamo tutta l'umanità del Signore, dove anche lui stanco di aver insegnato, di aver operato, quindi ad un certo punto in questa navigazione dice la parola che lui si addormenta, su questa barchetta, su un guanciale e dorme, dice la parola di Dio. Però ad un certo punto di questo riposo del Signore si alza una tempesta, come sempre accade, dove i discepoli cominciano, dice la parola che la barchetta comincia a prendere acqua, quindi c'è il pericolo che possa anche affondare e i discepoli sicuramente tentennano, aspettano che forse o la tempesta si calmi o che il Signore si svegli e quindi aspettano, ma ad un certo punto loro si fanno coraggio, si fanno animo e gridano al Signore, gli dicono qualcosa di particolare, dice Signore, ma non ti importa che noi periamo? Come se il Signore effettivamente, fratelli cari, non si curasse dei suoi discepoli o non sapesse quale tempesta o quale difficoltà stessero attraversando i discepoli. Vedete, fratelli cari, quello che è importante nella nostra vita, perché le tempeste ci saranno sempre nella nostra vita, ma quello che è importante nella nostra vita è avere Gesù nella nostra barca, cioè avere Gesù nella nostra vita, nella nostra casa, nella nostra famiglia. L'importante è che ci sia Gesù, questo è importante, non tenere fuori Gesù dalla barca della mia vita, ma fare entrare Gesù, farlo partecipe di tutto quello che mi accade. E tante volte le tempeste ci sono e sono anche forti, spaventano, al che dice la parola di Dio che i discepoli hanno paura, quindi la paura, fratelli cari, porta via la fede. Se io ho paura significa che non ho fede. Se ho fede, io non ho paura, perché la fede caccia via la paura. E loro svegliano il Signore, quasi a dire, Signore svegliati, ma tu stai dormendo, tu non ti curi di noi che stiamo perendo, che forse stiamo affondando con questa piccola barca. E tante volte, fratelli cari, nella nostra vita noi pensiamo che il Signore stia distratto, dormendo, oppure non si prende cura di noi perché non interviene subitaneamente nella mia e nella tua difficoltà. Questo l'hanno pensato anche i discepoli, fratelli cari, perché ad un certo punto si sono fatto animo, sono andati, sicuramente l'hanno toccato, il Signore dice, Signore svegliati, ma qua stiamo per affondare, come non ti importa che noi periamo? Fratelli e sorelle, il Dio che noi serviamo è un Dio che non dorme e non sonnecchia. Non è l'Iddio di quei profeti di Baal che dice la parola, se vi ricordate la storia, che dovettero gridare, si dovettero fare delle incisioni per far sì che questo Dio,
questo falso Dio, questo Baal, potesse rispondere alle invocazioni dei suoi servi. Allora Elia comincia a dire: ma forse il vostro Dio è in viaggio, sta dormendo, sta riposando. Il nostro Dio, fratelli cari, non dorme, non sonnecchia, attento. Lui guarda sulla mia e sulla tua vita e sa che cosa sta accadendo nella mia e nella tua vita. Ma in questa sera il Signore, fratelli cari, vedete, si sveglia, dice la parola di Dio, e li rimprovera. Tante volte, fratelli cari, Dio ci rimprovera. Perché Lui dice: ma perché siete così paurosi? Non avete fede? Perché, fratelli cari, il Signore dice questo? Io per un attimo posso anche aver paura nella mia vita, ma ad un certo punto io devo azionare la fede nella mia vita. Dio mi ha dato l'autorità, fratelli cari. Dio voleva che in quel momento, in quel tempo, i discepoli azionassero la fede, come io e te. Il Signore in questo tempo ci sta richiamando a dire: non avere paura. Ma perché siete così paurosi? Io sono nella tua barca, cioè io sono nel tuo problema. Io non sono distante, non sto dormendo, non sto riposando, anche se in quel momento noi vediamo tutta l'umanità di Gesù. Ed era vero, perché Gesù era vero Dio e vero uomo. Ma anche nella sua umanità, anche se stava riposando, lui non era lontano dalle difficoltà dei suoi discepoli. Ma l'importante, come dicevo prima, fratelli cari, è che il Signore è nella nostra barca, nei miei problemi, che io lo porto nei miei problemi, ne faccio partecipe. Ora dice la parola di Dio che il Signore si alza, li sgrida ad avere fede. E quindi il Signore in questo tempo si sta esortando ad avere fede. Dice: voi sapete che la fede, anche una piccola fede, può spostare le montagne. E allora, fratelli cari, noi dobbiamo capire una cosa importante, e questo è quello che Dio ha messo nel mio cuore. Nel Salmo 89 noi vediamo che certamente il Signore si alzerà, sgriderà il vento, il mare, dice la parola, si acquieterà. Nel Salmo 89:9 dice: tu domini la furia del mare, quando le sue onde si innalzano tu le acquieti. E nel Salmo 93, versetto 34 dice: i fiumi hanno elevato, Eterno, i fiumi hanno elevato la loro voce, i fiumi hanno elevato le loro onde fragorose, ma Dio è intervenuto. Quindi in quel momento, fratelli cari, lì c'era Dio che ha operato. Ma ascoltatemi un attimo, torniamo nella parola di Dio. Voglio farvi sottolineare una cosa importante. I discepoli, licenziata la folla, lo presero con loro così come egli era. Ma che cosa significa? Lo presero così come egli era. Ma che cosa significa? Se andassimo a vedere in altri testi, la Diodati, la Luzzi, tutto quello che volete, la CEI della Chiesa Cattolica, il Nuovo Mondo, e se andiamo a ritroso nella storia, questo passaggio della parola di Dio è sempre, interpretato e scritto in questo modo. Lo presero così come egli era. Come egli era. Era un uomo, fratelli cari. Era un uomo che era salito su quella barca, e difatti dice la parola di Dio che quando il Signore ha sgridato il vento e il mare, i discepoli, fratelli cari, si sono meravigliati. Si sono meravigliati perché hanno detto: ma chi è costui che sgrida il vento e fa quietare la tempesta? Certo, su quella barca, fratelli cari, era salito un uomo, perché dice il testo così come egli era. Era un uomo come tanti, fratelli cari, sicuramente perché era un nazirea a Dio, aveva dei capelli lunghi, la barba, ma io non posso dire che poi il Signore era come lo descrivono tanti, occhi azzurri o capelli biondi alti. I capelli lunghi sicuramente e la barba, perché Gesù era un nazireo, per la legge del nazireato non bisognava che il rasoio passasse sul suo capo. Ma tornando alla parola di questa sera, vedete questo testo di Marco come è particolare. Ci tiene a sottolineare tutta l'umanità di Gesù,
perché per le folle, per i discepoli, lui era un uomo come tanti. Difatti dice il testo, lo fecero salire come egli era, così come egli era. Fecero salire un uomo, fratelli cari, certamente capelli lunghi, la barba, con la tunica, vestito, sicuramente come tanti. Ma non avevano capito, fratelli cari, che su quella barca, fratelli cari, era entrato certamente un uomo, adesso nella sua umanità. Ma nella loro barca era entrata Dio, era entrato il Signore della gloria, il creatore del cielo e della terra. E i discepoli, fratelli cari, si meravigliavano. Marco ci tiene a sottolineare, ecco perché io prima facevo un inciso di quello che Marco attraverso il suo Evangelo vuole dire alle genti. Che certo lui era un uomo come tanti, e lo dice proprio in questo passaggio della parola di Dio, un uomo come tanti. Non aveva, se leggiamo Isaia 53, vi leggo qualcosa, fratelli cari, dice Isaia 53, alcuni versetti, i primi 4, leggiamo. Isaia 700 anni prima descriverà della figura di Cristo, di una figura non da attirare l'attenzione delle genti. Lo leggeremo insieme, dice così. Chi ha creduto alla nostra predicazione e chi è stato rivelato il braccio dell'Eterno? Egli è venuto su davanti a lui come un ramoscello, come una radice da un arido suolo. Non aveva figura né bellezza da attirare i nostri sguardi, né apparenza da farcelo desiderare. Gesù, fratelli cari, non aveva una bella figura né bellezza da chi lo osservava. Quindi lui non attirava le folle perché era bello, perché aveva una bellezza, aveva qualcosa che potesse attirare l'attenzione delle genti. Era un uomo, dice Isaia, come tanti, dove molti non lo hanno nemmeno stimato, perché non aveva nemmeno una bellezza. E Isaia, fratelli cari, descriverà e dice e continuerà, perché non solo Isaia descriverà tutta l'umanità del Signore che non attirava le genti per la sua bellezza, per la sua figura, forse alto, forse no. Era come tanti, non aveva una bellezza da attirare lo sguardo, ma soprattutto dice la parola di Dio che oltre a non avere tutto questo, dice che quest'uomo è stato disprezzato e rigettato dagli uomini, uomo dei dolori. Allora, tornando al testo, fratelli cari, di Marco, i discepoli certamente avevano fatto entrare un uomo nella loro barca, ma non avevano capito chi era quell'uomo. In altri testi della parola di Dio, qualcuno, quando il Signore chiederà, ma che cosa dice la gente? Che cosa dicono? Chi sono io? Che dice la gente? E qualcuno disse, Signore, qualcuno ti dice Geremia, qualcuno ti dice Elia, qualcuno ti dice Giovanni il Battista. Ma nessuno, fratelli cari, aveva capito. Certamente poi Pietro avrà una rivelazione dall'alto quando dirà tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. Ma nessuno, fratelli cari, aveva capito che quell'uomo che non poteva attirare lo sguardo delle persone era Dio, che era sceso in terra e si era fatto un uomo come me e te. Ma era Dio, fratelli cari. E i discepoli, quando erano su quella barca, presero quell'uomo, dice Marco, così come egli era. Dice, chi abbiamo fatto salire sulla mia barca? Tu, chi hai fatto entrare nel tuo cuore? Ma che cosa pensi? Chi è Gesù? Quale inquadratura tu dai al Signore? Cosa pensi del tuo Signore? A chi ti sei affidato? A chi hai fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia? Forse un uomo qualunque, come pensavano i discepoli. I discepoli che erano, dice la parola, che era un uomo come tanti. E quando il Signore ha operato, fratelli cari, dice la parola di Dio, che loro sono rimasti senza parole e si sono meravigliati e si sono fatte delle domande. Ma chi è costui? Ancora chi è costui dopo aver visto segni, miracoli e prodigi? Chi è costui? Continuavano a dire i discepoli. Ma io e te, fratello e sorella, cosa pensiamo di Gesù? Chi abbiamo fatto entrare nella nostra vita? Un uomo qualunque? Mosè, Elia, Giovanni il Battista?
Nella nostra vita, fratelli cari, è entrato il Signore della gloria, il creatore del cielo e della terra, colui che, come abbiamo letto, può sgridare le tempeste, sgridare i venti, acquietare il mare, guarire le infermità, liberare gli indemoniati, consolare i cuori afflitti. Noi a volte abbiamo un'immagine sbiadita del Signore, forse gli diamo un'inquadratura che non è consone a ciò che Lui è. Marco ci tiene a sottolineare che Gesù di Nazaret, fratelli cari, è il Cristo, è il Messia, è l'unto di Dio. Marco ci tiene, fratelli cari, e i discepoli dovevano capire che quella persona, così come egli era, sembianze di un uomo, come tanti, vestito come tanti, era Dio fatto carne in quel momento. Allora in questa sera, fratelli cari, in questa sera noi dobbiamo comprendere e capire effettivamente chi è Gesù nella mia e nella tua vita. Forse gli abbiamo relegato in questo tempo una parte della nostra vita, o forse l'abbiamo relegato in un angolo della nostra vita, pensando che il Signore non possa intervenire in delle cose, in delle difficoltà, in delle prove, o che forse qualche tempesta è più alta, è più forte. Non lo è, fratelli cari, non lo è. Noi dobbiamo comprendere che chi è entrato nella nostra vita, anzi di più, chi ci ha attirati a sé con il suo amore, perché dice la parola, Isaia lo dirà, che non aveva né bellezza né figura, ma quello che attirava il Signore era l'amore, fratelli cari. Lui dice la parola di Dio che ci ha attirati a sé con corde d'amore. Non siamo andati dal Signore perché come le star di questo tempo, del calcio, dello spettacolo, come volete voi, dove tutti questa figura fisica cerca di irrompere in ogni area della nostra vita. E molti, fratelli cari, e io voglio fare un inciso su questo, permettetemi un attimo, se il Signore non aveva bellezza né figura da attirare gli sguardi, perché in questo tempo? Perché in questo tempo molti usano i social, fratelli cari, per apparire ciò che non sono? Perché? Mi devo fare il lifting, non so come, quegli aggiusti. Perché? Poi quando vedi la persona, io a volte vedo delle persone che non riconosco nemmeno. E dico, ma questa è la persona, la vado a vedere bene, ma questa è la persona che io conosco, ma che sta combinando? Qualcuno mi dice, no, ma quello si interviene per cercare di fare, cioè, ma come si fa? Cioè, io devo apparire quello che non sono, ma non solo, io mi immagino, certo, lì tu vedi sui social che tu appari quelli che non sono, perché ci sono tutti questi trucchi che ti fanno bello anche se uno non lo è. Siamo tutti belli, fratelli cari, agli occhi di Dio siamo tutti belli, quindi non c'è bisogno di questi ritocchini per far apparire. Ma soprattutto dice la parola di Dio, vedete, il Signore non era bello fisicamente, ma il Signore era bello dentro, fratelli cari. Era bello perché il suo amore traspariva da ogni suo poro. L'amore verso la sua creatura, fratelli cari, andava oltre quello che poteva avere una figura così che noi possiamo vedere. Allora in questo tempo, fratelli cari, noi dobbiamo comprendere, fratelli cari, che il mondo non vuole vedere chissà che cosa da noi. Forse certo, io non dico di trascurarsi, no, perché noi siamo il Tempio dello Spirito Santo e ci dobbiamo curare, ci mancherebbe, ma non andare oltre, fratelli cari. Noi dobbiamo andare oltre e andare verso i bisogni di questo mondo, non con la bellezza, con quello che io posso far trasparire attraverso la mia fisicità. Noi dobbiamo andare verso il mondo e le sue problematiche, fratelli cari, con l'amore che aveva Gesù nel cuore, con la stesura di mano laddove ci sono delle difficoltà, dei problemi. Noi dobbiamo andare incontro a questa umanità, non edulcorando la nostra vita, ma dando agli altri quello che Dio ha messo nel nostro cuore, fratelli cari. E vedete, in questo passaggio della parola di Dio,
Gesù non aveva bellezza, era un uomo come un altro. Non ci teneva a far capire, a comprendere che la sua figura dovesse attirare le folle, doveva attirare le folli per altre cose, perché lui era Dio fatto uomo ed era venuto, e dice la parola di Dio, che era venuto ed è stato anche disprezzato e rigettato dagli uomini. Quindi, ma in questa sera, fratelli cari, due sono le cose che Dio ha messo nel mio cuore. Uno, che il Signore ci dice: tu non devi aver paura. Io non so che cosa possiamo vivere ognuno di noi, però Dio ci chiama in questo tempo ad avere fede, fratelli cari. La fede significa che Gesù è nella mia barca, Gesù è con me. Come dice la parola, se Gesù è con me, chi sarà contro di me? Io posso anche attraversare la tempesta, la difficoltà, la prova, tutto quello che volete. Ma se so che io in quella barca ho fatto entrare Gesù nella mia vita, la barca è la barca della nostra vita, fratelli cari, che fa un tragitto, deve passare da una riva all'altra, cioè dalla nascita a quando il Signore ci porterà. Quindi c'è un tragitto da fare, in questo tragitto ci sono delle difficoltà. Ma vedete, il Signore vuole che in questo tempo, che noi siamo forti, fratelli cari, che non abbiamo paura, che non dobbiamo, come hanno fatto i discepoli, gridare Signore, Signore aiutaci. Certo, lo diremo pure, però il Signore in questo tempo ti dice: tu devi avere fede, perché con la fede si vince la paura. Tu non puoi vivere di paura continuamente. E che sarà, che cosa accadrà, che mangerò, che vestirò, e che cosa mi succederà domani, o forse questa difficoltà, questo piccolo problema, questo piccolo dolore. No, fratelli cari, Dio in questa sera ci esorta ad avere fede e a cacciare via la paura, a cacciarla via nel nome di Gesù, perché il Signore ti sta dicendo: io non dormo e non sonnecchio, ma io sono con te nella tua barca, nella tua vita, nei tuoi problemi, nelle tue difficoltà, e tutto questo non mi è nascosto. Allora non pensare, come hanno fatto i discepoli, che quello era un uomo, era salito sulla barca ma stava dormendo. No, fratelli cari, non lo pensate minimamente. I discepoli hanno pensato che era un uomo, quindi stava dormendo. Signore, ma non ti importa che noi periamo? Poi quando il Signore ha operato, ha sgridato il vento e la tempesta, loro si sono pure meravigliati. Ma com'è? Prima mi chiedi aiuto, il Signore interviene, però non hai capito che nella tua barca chi è entrato? Nella nostra barca è andato Dio, fratelli cari, un Dio che non ha limiti, è un Dio che non è distante dai problemi della sua creatura, un Dio che si prende cura di noi, un Dio che non dorme, non sonnecchia, ma che vigila continuamente, come in questa sera, come dirà, affinché la sua parola vada ad effetto. Allora in questa sera il Signore ci sta incoraggiando, fratelli cari, perché forse ha visto che in un momento particolare della nostra vita forse un po' di paura è entrato nel nostro cuore. E soprattutto non solo è entrato un po' di paura, ma abbiamo pensato anche che il Signore non si stia curando di noi. Dio si prende cura di noi, fratelli cari, sempre, continuamente, in ogni istante. I suoi occhi sono sempre su di noi, su tutti noi. Perché dice la parola di Dio che Egli conosce il nostro entrare e il nostro uscire. Non solo il camminare se esco e entro dalla casa, ma i miei pensieri, quello che escono e quello che entrano. Dio li conosce appieno. Allora in questa sera non ci scoraggiamo, fratelli cari, ma facciamoci animo da questa parola. Cacciamo via la paura con la fede. Cioè la fede significa che io ho fiducia in Dio, che Dio è con me. E io non posso temere, non posso aver paura perché Dio è con me. Il Signore disse: perché avete paura? Se io sto qui con voi, perché avete paura? Uomini di poca fede, perché avete paura? Non avete compreso, non abbiamo compreso, fratelli cari, noi non abbiamo compreso. Quel così come Egli era, noi l'abbiamo fatto entrare nella nostra vita, a dire: Signore, prendi la guida della mia casa, della mia famiglia, del mio lavoro, di ogni cosa.
perché io ho fiducia in te e io so che tu non hai limiti, anche se il Signore per un tempo è stato un uomo sottoposto e soggetto alle nostre stesse difficoltà, ma egli era anche vero Dio. E quel vero Dio, fratelli cari, vuole prendersi ancora cura di me e di te. Allora non ti scoraggiare in questo tempo, non ti scoraggiare. Se hai fatto un'immagine diversa da quello che è narrata nella parola di Dio, cambiala. Non farti un Dio a tua immagine e somiglianza. Non lo fare così. Non lo etichettare il Signore in un certo modo. Non dargli limiti al Signore. Perché Dio non ha limiti, fratelli cari. Quindi in questa sera, fratelli cari, la parola che Dio aveva messo nel mio cuore era proprio questa. Uno, fratelli cari, di vincere la paura attraverso la fede, con la fede, dice la parola di Dio. Quindi in questa sera cacciamola via la paura. Se è entrata un po' di paura nella nostra vita, cacciamola via avendo fede nel Signore che si prende cura di me e di te, attraverso la fede, anche una piccola fede. Non c'è bisogno di una grande fede, una piccola fede, come dirà nella parola il Signore, una piccola fede quando un granello di senape, piccolissima, però che può spostare tante cose, perché è l'Iddio che fa le cose. Se io credo che Dio le può fare, e Dio le fa. Quindi in questa sera cacciamo via la paura, ma soprattutto, fratelli cari, non etichettiamo il Signore, non ci facciamo del Signore un'immagine diversa di quella che è. Il Gesù di Nazaret che Marco diceva in questo passaggio e dirà in tutto l'Evangelo per far capire ai gentili che siamo anche noi, che quel Gesù di Nazaret, nato in una mangiatoia, cresciuto come un bambino come tanti, era Dio. Era Dio, fratelli cari. E lui ci ha tenuto tanto a far conoscere che quest'uomo come tanti era Dio, era il Messia, l'unto, il Cristo, come lo vogliamo chiamare, colui che Dio aveva mandato per la salvezza dell'umanità. E quindi non ti sgomentare, non ti scoraggiare. Se abbiamo fatto un Dio troppo piccolo, un Dio che forse può fare delle cose, altre no, Dio può fare tutto, se noi abbiamo una piccola fede, non avendo paura. Allora i discepoli hanno imparato. Chi è costui che sgriderà, che sgrida e che anche i venti e il mare lo ubbidiscono? Certo che erano ubbidienti anche la natura, fratelli cari, perché lui era il creatore in quel momento. E quel creatore, noi abbiamo fatto sì che si potesse prendere cura di me e di te. Un giorno abbiamo detto, lui ha bussato alla porta del nostro cuore, come lui dirà nella sua parola, io busso, sto alla porta, se tu mi lasci entrare io entrerò e cenerò con te. Noi abbiamo aperto, il Signore ha bussato, noi abbiamo aperto, ha detto Signore entri nella barca della mia vita e prenditi cura di me, dei miei cari, dei miei figli, della mia casa, della mia famiglia, di mia moglie, di tutto quello che concerne la mia vita. E non avere nessun dubbio che Dio stia dormendo, stia riposando, perché dice la parola che non dorme e non sonnecchia. Allora in questa sera facciamo un canto, ci alziamo in piedi. Impariamo, fratelli cari, in questa sera, se in un momento particolare della nostra vita abbiamo permesso che forse un po' di paura si affacciasse sul nostro cammino. Dio in questa sera ti dice: caccia via la paura nel nome di Gesù. Caccia via la paura nel nome di Gesù. Abbiate fede, abbiate fede. Con la fede si vince la paura. Con la fede si vincono le lotte, le battaglie. Con la fede si vince ogni cosa. Perché l'Iddio che è entrato nella nostra vita è un Dio che è attento. E in questa sera è attento a me e a te. E vuole sgridare forse quella tempesta che si è levata contro la tua vita. Io non lo so. Ma Dio vuole sgridare quella tempesta. Vuole acquietare quel mare agitato nella tua vita, nella tua casa. Vuole operare. Lasciamolo operare, fratelli cari, attraverso la nostra fede. Al Signore si compiace quando i suoi figli, uomini e donne,
hanno fede in Lui, Dio si rallegra. Quando noi diciamo, Signore, come disse quel papà di quel ragazzo, non nascoste la sua poca fede, disse, Signore, aiutami a credere, aiutami, forse io credo poco che tu possa fare questo, ma aiutami. E Dio, fratelli cari, si compiacque di quel papà e operò verso il suo figlio. Signore, in questa sera, se abbiamo avuto poca fede in certe circostanze della nostra vita, aiutaci. Aiutaci, Signore, fa che questa fede, Signore, non venga meno, ma che soprattutto questa fede cacci via la paura nel nome di Gesù. Grazie papà, grazie papà, grazie, un uomo come tanti, vestito come tanti. Grazie Dio nostro, grazie per ogni cosa. Facciamo un bel canto tutti insieme. Nella tempesta, al mare io non temerei, perché Gesù vive dentro me ed è Lui che mi guida. La mia casa è fondata sulla roccia e mai potrà essere smossa, perché la roccia è Cristo Gesù, il Signore dei Signori. E allora di chi io temerò, se in Dio confiderò. E allora di chi io temerò, se in Dio confiderò. Se mi trovassi nella tempesta, alcun male io non temerei, perché Gesù vive dentro me ed è Lui che mi guida. La mia casa è fondata sulla roccia e mai potrà essere smossa, perché la roccia è Cristo Gesù, il Signore dei Signori. E allora di chi
te la gloria, Signore. La domanda è: come mai non avete fede? Signore, noi in questa sera, Signore, anche se è un tempo che siamo venuti un po' meno, ma vogliamo che tu riaccendi la fede nella nostra vita. Noi vogliamo avere fede, fratelli e sorelle, in questo tempo. Contro ogni difficoltà, ogni tempesta, Dio ci ha dato qualcosa di potente nelle nostre mani. La fede è credere in Dio e non porre limiti a ciò che Lui può fare. Egli è Dio e non ha limiti. Lasciamo che Lui possa operare in ogni angolo, in ogni area della nostra vita, perché noi serviamo l'Iddio dell'impossibile. Non solo colui che dava da mangiare a 5.000 persone, ma colui che anche la natura, la creazione stessa gli era sottoposta e gli è sottoposta ancora oggi. Signore, facci uomini e donne di fede, Signore, affinché non veniamo meno, non possiamo indietreggiare, ma di fronte a ogni tempesta noi possiamo, Signore, prendere autorità, Signore, e vincere ogni battaglia, Signore, sgridare ogni tempesta, ogni vento forte. Grazie, papà, vogliamo stare ancora per un tempo ai tuoi piedi per adorarti e ringraziarti, papà, per tutto quello che ci ha donato ancora in questo giorno, ma anche in questa sera soprattutto, quando, Signore Dio, siamo nella tua casa, perché questo è il tempo più prezioso per noi, Signore. L'abbiamo desiderato, lo abbiamo agognato fin da questa mattina e adesso siamo qui, Signore, davanti a te, sapendo che tu sei presente, perché tu sei un Dio che non dorme e non sonnecchia, ma che vegli e che ascolti soprattutto il grido che si eleva da questo luogo a te. E tu interverrai con mano potente in questa sera, Signore, abbassando e sgridando ogni tempesta, Signore. Grazie, papà. E noi per questo vogliamo ancora adorarti e ringraziarti di vero cuore, Signore. Grazie, papà, per ogni cosa, Signore, perché noi sappiamo che tu ti importi di noi, perché tu vuoi che noi non periamo. Grazie, Padre. Ed io non so se riuscirò, ma lì ti incontro nell'immenso, in fondo al mare, io crederò e chiamerò il tuo le onde io non guarderò, nelle avversità ristori la mia anima ed io son tua e tu sei mia. Immersa qui
presenza. Spirito di Dio, dammi quella fede che mi porta a camminare ovunque sugli oceani. Portami nella profondità del mare, che io possa rafforzare la fede in tua presenza. Spirito di Dio, dillo che mi porta a camminare ovunque sugli oceani. Che io possa rafforzare la fede in tua presenza. Chiamerò il tuo nome, le onde io non guarderò, nell'avversità risuoni la mia anima, ed io sono tua e tu sei mia. Io sono tuo, 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 dillo, io sono tuo, 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 sono tuo, io sono tuo, io sono tuo, io sono tuo. io sono tuo. Alleluia. Allora quell'uomo che così come egli era salito su quella barca, continuerà Isaia e dirà: eppure egli portava le nostre malattie, si era caricato dei nostri dolori, noi però lo ritenevamo colpito, percosso da Dio ed umiliato, ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo la pace è su di lui, e per le sue lividure noi siamo stati guariti. Noi tutti come pecore eravamo erranti, ognuno di noi seguiva la propria via, e l'Eterno ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato e umiliato, non aperse bocca, come un agnello condotto al macello, come pecora muta davanti ai suoi tosatori, non aperse bocca. Fu portato via dall'oppressione e dal giudizio, e della sua generazione chi rifletté che era stato strappato dalla terra dei viventi e colpito per le trasgressioni del mio popolo? Gli avevano assegnato la sepoltura con gli empi, ma la sua morte fu posta col ricco, perché non aveva commesso alcuna violenza e non c'era stato alcun inganno nella sua bocca. Ma piacque all'Eterno di percuoterlo, di farlo soffrire, offrendo la sua vita in sacrificio per il peccato. Egli vedrà una progenie, prolungherà i suoi giorni, e la volontà dell'Eterno prospererà nelle sue mani. Egli vedrà il frutto del travaglio della sua anima e ne sarà soddisfatto. Per la sua conoscenza il giusto, il mio servo, renderà giusti molti, perché si caricherà delle loro iniquità.
Perciò gli darò la sua parte fra i grandi ed egli dividerà il bottino con i potenti, perché ha versato la sua vita fino a morire ed è stato annoverato fra i malfattori, ed egli ha portato il peccato di molti e ha interceduto per i trasgressori. Questo è quel Gesù che Isaia ha parlato 700 anni prima, è quel Gesù che non aveva né figura né bellezza ad attirare gli sguardi. Quel Gesù era Dio per andare incontro ai bisogni della sua creatura. E noi vogliamo ringraziarti, papà. E proprio perché sappiamo, papà, che tu ascolti, Signore, i bisogni della tua creatura, noi vogliamo continuare a pregarti per queste richieste che ci giungono da casa. E come Chiesa, Signore, noi vogliamo pregare per Consiglia, che chiede conversione per tutta la sua famiglia, ed è una bellissima cosa. Signore, tocca questa intera famiglia e portali a te. Filippo chiede preghiera per liberazione, Tina Leone per nuove forze, Antonio e famiglia per salute e benedizioni, Giuseppe per nuove forze, Ciro per conversione, Giuseppe per guarigione alla schiena, Raffaele per mal di schiena. Signore, ed è bella, Signore, questi dolori, questi mali nel nome di Gesù. E ancora Antonietta per guarigione, Dina ancora chiede guarigione per distrofia muscolare, Alessia e Giuliano che possano raggiungersi, che ora sono, e che il Signore apra i loro cuori. Noi vogliamo pregare per loro, vogliamo continuare a pregare per Gabriele, per Camillo, per Vittorio, per Michele, per tanti altri, Signore. Stendi la tua mano verso di loro, Signore. Come hai sgridato il vento e il mare, Signore, sgrida ogni male, Signore, ogni infermità dai corpi dei nostri fratelli e sorelle, nel nome di Gesù, Signore. Perché noi abbiamo fede in te, Signore. Noi crediamo che tu sei l'Iddio che non dorme e non sonnecchia, ma che va incontro ai bisogni del tuo popolo, dei tuoi figli e di quanti ti invocano. E ti siamo grati con tutto il cuore. Grazie, papà. E vogliamo anche salutare coloro che ci hanno seguiti da casa, e quindi vogliamo salutare coloro che ci hanno seguiti da Milano, da Panama, da El Salvador, dal Messico, dal Brasile, dalla Svizzera, dalla Spagna, dal Canada, dall'Africa. Ci hanno seguiti per tutta la diretta, e Dio vi benedica. Dio vi benedica e raggiunga la benedizione di Dio nelle vostre case, nelle nostre famiglie, e che Dio faccia un'opera meravigliosa a quanti si sono collegati in questa sera, avendo ascoltato ciò che Dio ha detto in questa sera, che Dio è colui che vuole che noi lo prendiamo sulla nostra barca per prendersi cura di noi, come ha fatto con i suoi discepoli. Fatelo entrare nella vostra vita e Dio porterà benedizioni. Noi in questa sera, papà, ti siamo grati con tutto il cuore, perché siamo stati veramente magnificamente bene, meravigliosamente bene, papà, la tua presenza, Signore, dove tu ci hai consolati, Signore, con la tua meravigliosa parola, dove il tuo spirito ci ha abbracciati, Signore. Grazie, Signore, per questa famiglia, Signore. Benedici ad uno, Signore, qui presenti, quando si sono collegati. Veramente continua a benedire, Signore, continua a toccare, continua a salvare, papà. E noi ti diciamo grazie, Signore, per il privilegio di poterti servire, perché se il domani ce lo darai ancora, noi vogliamo fare questo: predicare, annunciare il consiglio della tua parola, quella parola che tocca e cambi i cuori, Signore. Ti prego nel nome di Gesù, ora accompagnaci alle nostre momentanee dimore, Signore, anche in questa notte ti chiediamo di visitarci, papà. Ti diciamo grazie di vero cuore in quell'unico nome, che è il nome di Gesù, benedetto in eterno. Dio ci benedica, pace a tutti.